sempre su, pura perla e oro, ne indispiade reo pensamento. La fattoria nasce nel 2012 grazie a un corso che ho fatto per le fattorie didattiche, poi tra corso e apertura, insomma tutto tra collaudi eccetera e lavori, abbiamo aperto nel 2017 come fattoria didattica Rarò, quindi Rarò che significa Raffaele Rosalia. E chi sono? E sono i miei figli. Dovevamo dare un nome alla fattoria e abbiamo deciso il nome dei nostri figli. Ma quanto manca alla mamma Raffaele? Tanto, tanto. Sì, allora noi già avevamo l'azienda agricola, quindi con un allevamento ovicaprino, però poi quando ho intrapreso questo della fattoria didattica, in effetti si è fatto per i nostri figli, cioè per noi, ma soprattutto per lasciare un qualcosa ai nostri figli, ai nostri ospiti, no? Agli ospiti che vengono a trovarci. Facciamo vedere il laboratorio del formaggio, cioè visita guidata, vedono tutti gli animali, quindi assaporano, fanno un'esperienza in una giornata, anche se è poco, comunque è una bella esperienza che gli porta da alcuni anche indietro negli anni. Sai, molte persone grandi già di età li porta indietro a quando erano piccoli. E i bambini piccoli invece è un'esperienza nuova, quindi questa esperienza nuova per loro se la ricorderanno per sempre. Il laboratorio del formaggio, il laboratorio del gâteau, delle ciambelle e della pasta fresca. Facciamo ravioli perché comunque abbiamo la nostra ricotta. Allora i nostri prodotti, le produzioni che noi praticamente riusciamo a fare è tutta a chilometro zero, perché comunque la materia principale ce l'abbiamo. Abbiamo la ricotta, abbiamo il latte, le seadas, lo stesso, le facciamo noi. Ecco, mia figlia un giorno è arrivata a casa dopo scuola e mi aveva chiesto se potevano venire insieme con la sua classe, la maestra logicamente, a visitare l'azienda e a fargli vedere a loro come si mungeva e come si dava da mangiare le pecore o le capre. E niente, avevo accettato, gli avevo detto: guarda Rosalia, digli alla maestra, se arrivano alle 8:30 puntuali, io vi lascerò un gruppo di pecore senza mungere, così vedete tutto. E da lì è partita tutta l'idea della fattoria. Salute! Non voglio storie Dani, in caffè te prego. No, non da caffè, se già hai tre tradue. Ma che tra? È 5. È vero, sei questa ragazzo! Andiamo a fare il caffè. No, non da caffè, cammina a mulle, anzi cambia via. Che è più mulle. E dove cambio? Cambiati a causi, non hai portato vestuario. Ma mi hai detto te? Certo che te l'ho detto, lo do per telefono. Avevo già attaccato. Cerca di muovi che tradu! Oh già! Dai, salta dentro. Prenditene una e munci. Questo a me. Ehi! Ma l'hai ipnotizzata? Fallo tu adesso. Non funziona. No, già funziona, mica di una. Acchiappala. Acchiappata. Vieni qua. No. Così? Vieni, vai. Andiamo. Portala. Vieni qua. Tira. Ok. Le ginocchia davanti. Le Sulle ginocchia spalle della sulle capra. spalle. Falla entrare. La faccio entrare? Occhio alle palle. Occhio alle palle. Lo so. Così? Mano dietro. Stringi le ginocchia. Ok. Stringi. Dai, va vivindi. Ferma tu. Così. Dai, mano Così. dietro. Ok. Porta fuori la testa. Guarda Rubio. Con le dita e mezzo? Cioè io sto toccando i coglioni di un caprone. Mi tocca di imparare questo pure, se sono strammo. Fammi vedere. Guarda. Palla. Ok. Dai. Cioè, vai. Ecco, zitto. Sì, facciamo noi. Veramente che col corno mi sta stimolando. È il buco. Ha visto la vita contadina, agropastorale, quello che si fa tutti i giorni in campagna. Come ci si sporca le mani Sì, per poter ha visto avere quello, l'ha un veramente ottimo vissuto. prodotto. Procurate e moderate
Loro sono da qui, si catturano, poi c'è un pulsante con cui sparare che lo mando indietro. Ok. Mangiano una dose che vengono mangiati. Ok. Questo secchio qui è per dargli una cosa da mangiare. Poi dopo il poi scende di qua e si fanno la tessera. Ma tutti le persone grandi, dottori, avvocati, c'era da poco un gruppo, era avvocato, dottore, un altro un po' di primari, comunque tutti a mondo. Io Venite a trovarci, vi accoglieremo io, mio marito Daniele, mia figlia Rosalia, noi della famiglia accogliamo tutti quanti, chiamateci prima di venire perché in modo tale che ci troviate, è aperto tutti i giorni tramite prenotazione, passerete con noi una bellissima esperienza, una bellissima giornata all'insegna della vita agropastorale, proverete sia le coccole degli animali, l'alimentazione, la mungitura, la trasformazione del latte in formaggio. Faremo tantissime cose nella nostra azienda, ma soprattutto ci divertiremo e vi riempirete il cuore. Non posso riposare, amore coro. Scende appeso, l'ultimo momento. Non vi stai in tristù,